Ben ritrovati dalla redazione. Trieste, Monfalcone e Pordenone sono tappe che toccherà Antonio Tajani nella doppia veste di Ministro degli Esteri, segretario di Forza Italia, nel corso della sua visita in Friuli Venezia Giulia mercoledì 26 marzo. Tajani sarà alle 11 all'Ince, iniziativa centroeuropea, a Trieste per la firma del libro d'onore con successivo punto stampa. Alle 14.30 è previsto un incontro a Monfalcone alla Biblioteca Comunale. Infine a Pordenone il Ministro arriverà intorno alle 16.30 al Bar Posta per incontrare i cittadini e fare il punto della situazione sulla politica interna e sullo scenario internazionale. Saranno presenti Sandra Savino, segretario di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia e sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Andrea Cabibbo, capogruppo azzurro in Consiglio regionale e segretario provinciale, i consiglieri regionali Roberto Novelli e Michele Lobianco, Franco Dalmas, già senatore della Repubblica, attuale segretario dell'Ince, iniziativa centroeuropea. È stato fermato dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pordenone mentre era a bordo di un'auto e ha subito dichiarato di avere in suo possesso 5 dosi di cocaina e una di marijuana, consegnandole ai finanzieri insospettite dalla solerzia del giovane. Le fiamme gialle coordinate dalla locale procura ne hanno perquisito l'abitazione in provincia di Venezia, trovando altre 40 dosi di cocaina. Il giovane cittadino italiano è stato quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'artigianato è un formidabile motore economico, tuttavia nel paese permane una certa cultura anti-impresa che rende arduo l'intraprendere. Per questo servono interventi che rivedano la cavillosità della burocrazia e i meccanismi complessi e farraginosi che ancora presentano. Hanno sottolineato, come riporta una nota, i presidenti di Confartigianato Udine e Pordenone, rispettivamente Graziano Tilatti e Silvano Pascolo, a Codroipo per celebrare la fondazione 80 anni fa dell'Unione Artigiani del Friuli. La vignetta autostradale in Slovenia è l'oggetto dell'iniziativa di Unione Italiana. L'Unione Italiana per prima ha sostenuto una petizione per l'abolizione della vignetta bollino autostradale lungo la superstrada H6 sul tratto compreso tra Capodistria e il confine tra Slovenia e Italia, avviata dalla vicepresidente della Camera di Stato del Parlamento sloveno, Meira Hot, residente a Pirano. Lo ha reso noto il presidente di Unione Italiana Maurizio Tremul, sottolineando che la presa di posizione è lungi dal voler strumentalizzare l'iniziativa e utilizzarla a meri fini elettorali. Lo stesso Tremul precisa di aver provveduto a tradurre il testo della petizione e di averlo inviato con una lettera di accompagnamento a tutte le comunità degli italiani associate all'Unione Italiana, invitandole ad allestire un banchetto e fissare un orario presso le proprie sedi per la raccolta delle firme. Tremul quindi precisa che l'introduzione alcuni anni fa dell'obbligo del bollino autostradale sul segmento in questione ha creato notevoli disagi ai cittadini e residenti, nonché alle persone che attraversano giornalmente il confine per motivi di lavoro, studio, rapporti familiari, viaggi culturali e turistici. Uno sguardo anche in chiusura alla situazione meteorologica. È prevista una formazione di ampia depressione mediterranea che determinerà per alcuni giorni una fase di tempo variabile con evoluzioni poco prevedibili sulla regione. Nella seconda parte della settimana correnti dal nord-est porteranno maggiore stabilità e bel tempo. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo, ed è tutto per il momento con informazione. Grazie per averci seguito, alla prossima edizione.